Amici di Dilettantissimo, buon pomeriggio dall'Italo Ferrando di Cornigliano. La sfida di eccellenza è quella tra la Genova Calcio e l'Imperia. Le riprese sono di Andrea Giannotti, il supporto tecnico è di Fabio Minetto. Genova Calcio, parte Prunecchi, la mette in mezzo col destro, attenzione a questa azione, finito a terra, subito calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Imperia e viene ammonito anche Felicello. Dal dischetto Prunecchi. Parte la rincorsa di Prunecchi, il pallone sotto il 7, è passata a vantaggio l'Imperia dopo un paio di minuti. Prunecchi dal dischetto non ha dato scampo a Grosso, è arrivato anche Corallo, calcio di punizione, siamo ai 26-27 metri, Rossi mette il pallone dentro e il pallone calciato alto. Dentro a cercare Ramenghi, al limite dell'area, staccato su di lui Vago, cerca la forbice Ramenghi, col pallone fuori di un soffio, ha cercato il numero. Dal limite dell'area Alessio Ramenghi, era stato sorpreso anche Trucco che allarga il gioco in direzione di Memoli, va a cercare Ramenghi, si chiude il triangolo tra i due, poi Corallo non aggancia, alla fine c'è Vago, errore, arriva Ramenghi dentro l'area, mette il pallone dentro e la sfera che è finita larga mezzo metro. Vertice dell'area, si accentra, mette il pallone a cercare Ramenghi, poi Rossi, siamo ancora dentro l'area di rigore, spalle alla porta per Matteo Rossi, cerca il numero, cerca di saltare un avversario, mette dentro, ha pareggiato Memoli, ma l'invenzione è tutta di Matteo Rossi. Il pareggio della Genova Calcio. Qua a Cornigliano è cambiato dunque in extremis il punteggio. Genova Calcio 1, Imperia 1. Secondo tempo che inizia in questo momento tra la Genova Calcio e l'Imperia. De Moro, viene il pallone dentro, qua c'è una spinta assolutamente da rivedere, c'è qualche timida protesta su questa azione da parte di Sbravati. Azione a questo incuneamento di Gazzano, mette il pallone dentro e Di Mario si è divorato il gol del 2-1. Secondi, lancio in avanti, colpo di testa di Laera, arriva adesso il triplice fischio qua dall'Italo Ferrando di Cornigliano, è finale, Genova Calcio 1, Imperia 1. Chiusura qua degli spogliatoi perché è appena finita la partita su Cornigliano e si è battuto un temporale. Il finale Genova Calcio 1, Imperia 1, al rigore di Prunecchi, ha risposto nel finale del tempo Mattia Memoli.